con i suoi 8 milioni e mezzo di abitanti, 5 municipalità, 1700 parchi urbani, 800 km di queste e di questi 22 displasi, si può dare pensare. Perché mai un varesse al di là la città? Però vivi a New York al Stice e al Med Morbin, ma di sicuro non si polse masse. Il paesaggio couvert di cemento, tutte le confusioni che è, tante per ogni canton, i palazzi alti che accuviergin la pui par dal cielo, il traffic dalle macchine. Dopo un po' che io sta a New York, une furlane come me si sint masse sticciate e esaurite e ha bisogno di là un po' furcitat per qualche giornata, per tornare a reali energies. Sì, qualche volta anche i newyorkesi hanno bisogno della via per un fin di settimana. In autunno, il mio puesto là, per 3 o 4 giorni, al New England. Bellissimo! Perché anche in America tu scugni le macchine per la fuori delle città. Per fortuna, io ho le mie macchine, una Toyota 4Runner dal 90 watt. E allora Anin, us porti al New England per qualche dì. Let's go! Vigni fur de città e è sempre un'impresa, une ore di viaggio in berdeazzi in tal traffic. Le strade in America e son larghe nonis. A tor di New York, per solite han 4-5 corsi per ogni direzione di marce. Pensai agli snestri tangenziali o alla A23. No gli sclamin autostradis, ma a confronto, gli stradis normalis americanis a son dai mostris. Ma la roba più impressionante per me è il fatto che anche se le strade si acchiappano così tanti spazi, non sono mai vuotis, a manco in queste bande di America. Neanche di gnot. E sono sempre schiaffoadis di macchine di tutte le bandis, come l'autostrada per Lignan ai 15 di agosto. Per fortuna che, una volta che hai passati il Connecticut e il Massachusetts, le robe si cuietin tal New Hampshire. Il New Hampshire è un stato piccolo e quiet. È famoso per i colori che al chiappet all'autunno. Gli sfuesti ai morars si colorano di sal, narancione e rosa. E voi da pali strade secondaris al devente par da bon un spettacolo pari voi. Golden hours until you left town, burned out my back to be all in and out. Surely you lose more than dreams when you choose kiss from the valley girl, dead leaves bloom. O soi anche stade a chiatà un gruppo di miei amici che stanno facendo su un eco-village sulle White Mountains. Un eco-village è una comunità di persone che decidono di vivere insieme e collaborare, per dare incontro all'individualismo e alla competizione tipica della società americana capitalista. L'obiettivo di fonde è quello di fare un'agricoltura per protesi e per far tornare fertile il terreno, che non do prevalenza e non brusa la tiare. Mission statement: to consciously integrate a regenerative community lifestyle that enables individual purpose and inspires a meaningful, healthy life in harmony with the earth. Long time thinking, a long time waiting in the darkness again. Pulled at my head. A chi si lavora la tiare quasi dome a mano. Si colte col compost e con cims naturai, si procura di mantenere sane e si sta attenta a non rovinare la fertilità dal terreno per le generazioni che arriveranno dopo.
Mi place aiutar a lavorare al camp, perché così si sta in compagnia e si sente si parli anche di biel. Baby's birthing through our room. Dopo la sera si fa di mangiare con la roba dall'orto. Carved at the moon, a simple something to show our mood. Was born in July, washed down the years, stone, stone, stone. O si anche tornata a fare una camminata sulle White Mountains. Mi è proprio piaciuta perché ho ieri in buone compagnie. Però, o hai di disi che di queste bande di Americhe non le mie che si può mettere a confronto con gli nostri months. O no? La Tierra Furlane, come che sapeis, ha un look di confin, d'una che diversi sculturis si misclicin e si mescedin come il formaggio e gli scartufoli dall'impasto dal frico. Questa particolarità le più evidente in un dei cantons mancul conosciuti dalla nostra regione, la Sclavania. Partint di faedis, tarcinte, cividat e l'ante in su, quintra corinda i flums dal Tore e dal Natison, si sburte quintra al confine orientale da region, d'una che lis influenci slovenis a son più evidentis. Voi usmenin avviodi d'una calnash, il Natison, per scuviergi un po' speciale che non tanti a conosci. Per arrivare alla sorzin dal flum, i si entrassi in Slovenia e vin passat robedistis. Dopo qualche tornante e un tic di suoiù, si rivassa al Puin di Napoleon, costruito proprio d'una che il Natison al tacca il soccors. Il flum Natison al nasce proprio chi da ur, a passe so dal Puin e a vaiù a farsi il soccors dalla Val del Natison, a passe per cividat e a vaiù. Secondo la tradizione, il Puin è stato costruito di un murador di chianeule, tai prince Heinz dal Vocent, proprio quando Napoleon a passava di chi. La sua importanza ai teams è relegata al commercio, ma il di voi è diventato un posto spettacolare per fare il bagno. La sua aghe limpidissime è diventata un'attrazione per tutti che vi è palestat a preferisci venire qui a fare il bagno invece che là al mare. E anche no, non vi perduto l'occasione di fare un salto dentro che aghe glaciate sotto dal Puint. Ah, un spettacolo!
Parla fa un giro lassù e vince una guida di livello e la vin anche chiatade. Davide De Gano l'è nasciuta a Faedis, ma come tanti da questa generazione, a un certo punto ha avuto bisogno di schiampavie per fare esperienze, per vedere il mondo. E insomma, dopo essi sta tanti anni in Sator, vecchia palla laurea in Olanda, essi diventato un fotografo e via di gente, le torna ad ogni. Tal frattempo, l'ha anche scritto un libro che si intitola appunto Sclavanie e che conta le storie che dicevano come davanti. E lo vin incontrato e vin fatto qualche domanda. Sono Davide De Gano e il mio lavoro è orientato verso un'esplorazione geografica e umana per poter riflettere sui problematici del contemporaneo. In le mie ricerche il concetto di locale, le sue possibili declinazioni, viene indagato tra identità etniche e linguistiche, tra storie e lux. Una metodologia di stampo antropologico che studia memorie, lingue, tradizioni ridrisate sui territori, si misura con le modificazioni del presente. Le mie pratiche, fatte di ritratti, acchiappa ispirazione dai segni del paesaggio, alle integrate con video, materiali di archivi, dialoghi con esperti e riporti con gli abitanti, dal tentativo di sviluppare narrazioni che partiscono dal confronto e da osservazioni comunitarie. Ecco, come si arriva a Robediškis, un borgo di confine, tecnicamente siamo in Slovenia, però tagliamo in questa epoca che il borgo qui è passato di un dominio in che l'altro, prima i Romanzi, dopo i Bizantini, dopo i Longobardi, il Patriarcato di Aquilei, e Vignesi, dopo l'arrivo Napoleone e gli Austro-Ungarici, di tutto praticamente, le passate di una banda in che l'altro. È veramente affascinante, andiamo da un cook. Dentro una macchina dal team praticamente, che chi è la chiesa nera, che si chiama così perché facevano il fu clavier e tutto il fu dentro ha fatto tutti gli sparetti neri. E chiaramente facevano egli di mangiare dentro e per fuarci, lì al fuoco. Benon, mularie, lasciamo la macchina dal team per tornare a Cadino e la Torcum che di monte.